one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. Io sono con Antonio Scofano, che è uno dei 3 ingegneri aerospaziali che hanno dato vita alla Z-Lab. Noi volevamo portare, diciamo, a livello di esperienza diretta una cosa che solitamente ci viene descritta in maniera molto complicata da non addetti al mestiere. Abbiamo riprodotto in piccolo il nostro laboratorio, diamo la possibilità di sentire con le proprie orecchie la differenza tra un sistema isolato e uno non isolato. È stato creato, appunto, qua lo vediamo alle nostre spalle, un tetto con 2 finestre da tetto, una con un'imbotte isolata e uno con un'imbotte non isolata. In questo caso vediamo che un piccolo dettaglio come la semplice imbotte di una finestra riesce a quasi annullare completamente l'isolamento di un tetto molto ben isolato. Noi ci siamo occupati della progettazione acustica degli interni del nuovo treno ad alta velocità per alcune aziende italiane. L'ingegner Lorenzo Rappo, che ci spiegherà esattamente in che cosa consiste l'applicazione che avete presentato e che state presentando all'interno di questa kermesse fieristica. Ci siamo accorti ben presto di come effettivamente il rumore passasse moltissimo anche dalle pareti laterali, oltre che dal vetro proprio della finestra. Abbiamo qui un imbotte tradizionale, a parità di finestra, in questo caso una classica Velux. Abbiamo semplicemente voluto mettere in risalto il caso che si ha quando si ha una posa classica, quindi di fatto viene forato il lato dove deve essere messa poi la finestra e in questa copertura viene semplicemente appoggiato con del legno a copertura di quello che è effettivamente la stratigrafia della nostra copertura. In questo caso si può percepire sia il tocco con le vibrazioni ma anche proprio con le nostre orecchie quanto rumore effettivamente proviene sia dalle pareti laterali che da tutte quelle che sono le condizioni al contorno che si creano quando si avvicinano questi diversi strati. Qui il rumore già è completamente attutito. In questo caso abbiamo voluto utilizzare una sorgente molto elevata all'esterno per poterci veramente rendere conto da dove provenisse il suono. Qui in particolare proprio ci accorgiamo che anche al tocco vibrazioni non se ne percepiscono sostanzialmente più e proprio il rumore percepito è estremamente più lieve. Questo è stato realizzato grazie a una realizzazione di questa imbotte isolata prodotta da Marco Veronesi di nome Isocornis. Questa imbotte consiste nell'applicare una cornice che viene posata prima della finestra sul nostro tetto in legno, quindi viene realizzato una foratura un po' più ampia, appoggiata poi questa cornice e successivamente la finestra. Quindi ricordiamo che la finestra è esattamente la medesima del caso precedente, come la copertura che è continua e con la stessa identica stratigrafia. A partire da una situazione di livello molto elevato, qua siamo all'esterno della nostra copertura, possiamo vedere come raggiungiamo in circa 108 decibel abbastanza stabili, questo perché utilizziamo un rumore normalizzato a tutte le frequenze. Nel caso A, quindi quello di imbotte tradizionale in giallo nello schermo, vediamo che abbiamo un livello che è all'incirca 74 decibel, 73. Quando invece scendendo nel caso di imbotte tradizionale vediamo che siamo a valori intorno a 64-65. Vedete che in media non meno di 6 decibel di differenza, ma arriviamo anche a 10 e più. Dove arriverà Z-Lab per quanto riguarda i progetti futuri e le ambizioni? Il nostro sogno è portare queste nostre conoscenze, l'ingegneria italiana anche all'estero, perché ultimamente si è visto che c'era questa moda un po' di far venire questi specialisti dall'estero. Noi vorremmo andare anche lì un po' in controtendenza, già siamo in controtendenza perché cresciamo in un periodo un po' particolare, però vorremmo andare all'estero cominciando con una sede a Londra e poi il massimo per noi sarebbe andare anche in Brasile, dove alcuni clienti nostri anche nel settore aeronautico sono già.
Verona siamo a Cerea, in via Pisa numero 5, però tutte le informazioni anche per le altre sedi sono sul sito, quindi Che è esattamente? www.zlab.it. In questa grande casa in legno fatta per la regione Trentino c'è un po' un denominatore comune, oserei dire, che è Arca, con la sua coordinatrice che è Monica Carotta. Arca, Architettura Comfort Ambiente, è il primo sistema di certificazione degli edifici in legno di qualità. Nasce proprio per favorire l'edilizia, questo settore, l'edilizia in legno di qualità, quindi per dare una risposta concreta al cliente, al committente finale che vuole avere un edificio nel quale vivere bene, serenamente, con comfort, rispettando la salubrità dell'ambiente, la salubrità degli ambienti in cui vive, quindi la sostenibilità, e comunque avere una casa con efficienza energetica, efficienza acustica, resistenza al sisma, al fuoco e tanti parametri che in qualche modo lo fanno dormire sonni tranquilli. Arca certifica dei livelli prestazionali, quindi non impone di utilizzare determinate tecniche costruttive piuttosto che determinati prodotti, ma va a verificare quelle che sono le prestazioni, quindi poi dando un certificato che garantisce la qualità dell'edificio secondo poi vari livelli. Andiamo dal minimo che è il green al massimo che è il platinum. Certificatevi volontariamente con Arca perché? Perché vi fa dormire sonni tranquilli. www.arcacert.com. Claudio Segna, titolare della Segna Legnami. Il nostro prodotto principale sono i segati, travi uso Fiume, uso Trieste, e abbiamo messo dei nuovi macchinari molto tecnologicamente avanzati. Questo ci consente di produrre in maniera veloce un prodotto certificato, bello e certificato. Se dovesse dire scegliete Segna Legnami perché? Perché facciamo un prodotto ecosostenibile e economico e bello, perché il legno è caldo, è vivo, ci dà soddisfazioni, ce l'abbiamo nel cuore. www.segnalegnami.it. Il brand è il marchio Loghaus con Alessandro Bozzola, che è il responsabile commerciale e marketing. Una edilizia privata e residenziale ma anche pubblica fatta in legno si può fare? Sì, si può fare con standard elevati. Ovviamente noi siamo partner fondatori del sistema Arca e della certificazione Arca, quindi un'edilizia di qualità in legno che si rivolge al cliente tanto privato quanto pubblico per realizzazioni tanto piccole quanto grandi. Noi facciamo dalla villetta da 100 metri quadri fino all'auditorium dell'Aquila che vedete qui alle nostre spalle, e abbiamo fatto interventi di social housing, quindi edifici a 3 piani con 24 appartamenti, quindi parliamo di ampie realizzazioni, il tutto ovviamente tutto certificato, tutto con prodotti certificati. Alta attenzione alla qualità, che è il nostro marchio di fabbrica, ma è un po' tutto il marchio di fabbrica del sistema trentino. www.loghaus.it. Incontriamo la Tecnoduo, azienda produttrice di porte in maniera artigianale, con la titolare Sabrina Kettmeier. Noi produciamo porte di alta qualità. Le nostre porte vengono selezionate una ad una con prodotti di ottima qualità, dal legno alle vernici, alle colle. Ci teniamo tantissimo a creare dei nuovi modelli, ad avere sempre la porta di altissima generazione che con acciai, con inserti in alluminio, con incisioni, la linea pantografata.
Wrap it up and keep it there. The observation I'm doing cold. Incontriamo la falegnameria che è Alpilegno con Francesco Tonelli, direttore commerciale. I nostri prodotti sono tutti prodotti certificati per Casa Clima, adesso ci stiamo certificando anche con Arca. E il nostro punto di forza è quello che vogliamo, il messaggio che vogliamo dare al cliente è quello che noi riusciamo a fornire e fare un prodotto fatto su misura per voi. Cioè un prodotto con varie colorazioni, varie essenze, varie finiture e riusciamo a fare anche un servizio di, come possiamo vedere, di scale interne, porte interne, sempre richiamando sempre il serramento. www.alpilegno.com. Emanuele Prada lo incontriamo all'interno della Sema Experience, che un po' rappresenta questa esperienza fatta dalla Sema Italia, un'azienda produttrice di software per il settore edilizia in legno e non solo. La ditta ha quasi 30 anni, insomma, sviluppa esclusivamente questo tipo di prodotto, è nato proprio dall'esigenza del carpentiere per la richiesta di disegni di taglio, si è sviluppata su questo, quindi 30 anni di esperienza, un programma molto elastico, flessibile e adatto proprio a tutte le aziende per un utilizzo proprio anche semplice. Potete trovare su www.sema-soft.com e lì avete tutte le indicazioni su tutte le aziende che ci sono in Italia, ma non solo, perché lavoriamo in tutto il mondo. Incontriamo un'azienda che è la Ciara Legnami con Rolando Zanetti, responsabile tecnico, un'azienda che si è evoluta in questo settore ma nasce esattamente come da una grande esperienza. Nasce come segheria ancora parecchi decenni fa, poi strada facendo si è evoluta e partendo da quello che era proprio il lavoro di segazzone eccetera siamo arrivati a tutto quello che è le strutture in legno e anche case in legno. Noi siamo promotori per quel che riguarda il legno massiccio di abete e larice come essenze, ma non c'è nessun problema a lavorare anche altri materiali come l'abete, lamellare, larice e tutti connessi anche da questo punto di vista. Matteo Castelletti, responsabile tecnico e commerciale della Ciara Legnami. Allora, adesso si sta puntando molto, come diciamo prodotto degli ultimi anni, parliamo degli anni 2000, è proprio la prefabbricazione. Prefabbricazione vuol dire fare pareti e strutture portanti in legno, ovvero case in legno. Cioè questo per dare un servizio anche al cliente finale di una abitazione confortevole, che sia molto pratica, studiata nei minimi dettagli a progetto e nello stesso tempo abbia i requisiti climatici di isolazione acustica termica che le case tradizionali difficilmente riescono a raggiungere. Il nostro sito è www.ciaralegnami.it. Marino Fanti Legnami, con un claim che dice ideiamo, progettiamo, creiamo il tuo sogno esattamente in legno. La nostra azienda è partita nel 1956 e tuttora siamo partiti dal taglio del legname nel bosco, delle piante in piedi del Trentino Alto Adige e tutt'oggi elaboriamo solo il materiale trentino. Nella nostra produzione abbiamo la certificazione dal taglio alla fornitura e posa della casa finita a chiave in mano, chiudendo un ciclo completo che è quello del legno. Noi possiamo offrire una filiera completa partendo dal tronco arrivando alla casa finita, dà al cliente una sicurezza che la nostra concorrenza non può dare. Il nostro sito web è www.fantigroup.it.